Il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha inaugurato a Padova, nella sede del compartimento Veneto della Polizia Stradale alla caserma Miliava, il nuovo centro operativo regionale intitolato alla memoria del vice brigadiere Antonio Niedda, vittima del terrorismo e medaglia d'oro al merito civile, che il 4 settembre del 1975, all'età di 44 anni, cadde sotto i colpi d'arma da fuoco esplosi da un membro della neonata colonna padovana delle Brigate Rosse. Una centrale operativa dotata delle più moderne tecnologie e collegata a tutte le telecamere delle principali autostrade e strade ad alta percorrenza del Veneto, dove aiuterà nella gestione degli equipaggi di polizia, in costante collegamento con le sale operative delle concessionarie autostradali, e avrà anche un'importante funzione di coordinamento di tutte le pattuglie della specialità in ambito regionale. Intanto è completamente nuova, nel senso che abbiamo un'unica centrale operativa in Veneto, quando prima ne avevamo diverse, e a questa fanno capo tutti e 5 i gestori autostradali. Voglio ricordare che per le autostrade venete, che sono lunghe circa 500 km, circolano i 2/3 del traffico pesante nazionale e internazionale del nostro paese, quindi l'impegno è enorme, la necessità di intervento rapido e coordinato è fondamentale. Quindi la sala operativa consente proprio queste due necessità di realizzare: da un lato un intervento rapido, immediato e nel tempo minore possibile, perché è di tutta evidenza che più tempo l'incidente sta sul posto, più aumenta la possibilità che ci siano altri incidenti. E dall'altra avere dei dati rapidi e veloci, perché a questa sala operativa sono connesse le 1000 più telecamere dei 5 gestori autostradali che fanno capo a noi, e l'ulteriore possibilità eccezionale è quella di usare i tablet degli equipaggi per avere l'immediata conoscenza di ciò che avviene sul territorio. Capite bene che questo è come stare lì, e quindi dare il miglior diciamo, la miglior risposta possibile in squadra con 118 vigili del fuoco, ausiliari della viabilità, in caso, ahimè, di sinistri. Quindi questa sala operativa serve anche per l'intervento, ma anche per la ricostruzione poi di quello che è accaduto? Certamente, perché abbiamo la possibilità di utilizzare telecamere che sono sempre più intelligenti. Sapete che si parla di smart vehicle, quindi abbiamo la possibilità di, dato un veicolo, seguirlo in automatico nei suoi spostamenti, e questo accresce enormemente la sicurezza, perché fa prevenzione rispetto anche a comportamenti purtroppo non sempre in linea col codice della strada. La Polizia Stradale, oltre alla nuova sala operativa ipermoderna, ha ora in dotazione anche una spettacolare auto elettrica, una Tesla Model X con dotazioni dedicate alle attività del corpo, realizzata da Concessioni Autostradali Venete, che entrerà prossimamente in esercizio sulle strade della regione.